Signore e signori, buongiorno. Diamo inizio a questa tavola rotonda che vede al tavolo della Presidenza, diciamo, un incontro in un certo senso tra il livello nazionale e il livello regionale su una questione centrale. Voi sapete che questa tavola rotonda conclude il convegno che si è svolto ieri in 2 sessioni, anzi in 4 sessioni di lavoro, che ha analizzato sia la storia del federalismo sardo, sia le prospettive, arrivando alla conclusione, a questo titolo della tavola rotonda che pone 2 termini della questione: la partecipazione popolare alla elaborazione politica e alla partecipazione delle decisioni, e la proposta, la legge di iniziativa regionale, legge nazionale di iniziativa regionale che istituisce la Costituente sarda per l'elaborazione di un nuovo statuto. La legge approvata dal Consiglio regionale è ora nel Parlamento. Ci sono state, come sapete, parecchie opposizioni, Qui sentiremo il ministro Giuseppe Pisanu, l'ex di Forza Italia, come sapete, l'onorevole Carmelo Porco di Alleanza Nazionale, il presidente della regione Mauro Pili, l'onorevole Fantola del comitato proponente la Costituente sarda, e l'onorevole Piersandro Scano. Nella giornata di ieri sono stati affrontati, come dicevo, la storia. Qualche anno fa, lo dico soprattutto ieri, c'erano parecchi studenti che oggi non ci sono, come non c'è l'onorevole Arturo Parisi, che è stato bloccato, era già in viaggio per venire in Sardegna, è stato bloccato da un'influenza a Roma e quindi non sarà con noi. È uno scontro di opinioni, dicevo, ieri ci sono state parecchie relazioni e comunicazioni che hanno esaminato il problema sotto l'aspetto storico, ma anche sotto l'aspetto, come dicevo, delle prospettive future. Sta nascendo un movimento che sta entrando nella società. È stato ricordato ieri che, per esempio, la proposta di legge per la modifica della legge elettorale per il Parlamento europeo, perché almeno tutte le regioni abbiano la loro rappresentanza nel Parlamento europeo, è stata firmata e presentata poi al Parlamento da ben 54.000 firme che sono state raccolte quasi esclusivamente in Sardegna. Fuori dalla Sardegna, anche se la proposta era nazionale, ne sono state raccolte poche centinaia, insomma. Questo dimostra la capacità di entrare nella politica della cosiddetta società civile. In alternativa a queste proposte, come si sa, ci sono state altre proposte che però riportano sempre alla chiusura dentro le stanze dei partiti, le decisioni che invece la gente comincia a voler prendere da sé. Il problema centrale credo che sia quello se ancora oggi, dopo che ci sono state varie leggi che riconoscono
ci dobbiamo vedere uno statuto paracadutato dall'alto. E questo è il centro, a mio parere, il centro del problema. Io comincerei questa tavola rotonda dando la parola ai proponenti della Costituente sarda, cominciare dall'onorevole Fantola.